Che cosa dici Armando in salutare i nostri ascoltatori? Ah sì, buongiorno a tutti, buongiorno e buon sabato. Sì? Ed che dire, vi presenteremo anche oggi una ricetta Ma accattivante. l'altra volta abbiamo detto un abbraccio alle donne e una stretta di mano agli uomini. Vedo, sto già intravedendo qualcosa di eccezionale che hai preparato oggi, però cosa dici prima di iniziare, prima di andare sulla ricetta, di parlare un pochettino, ma Fare un poco commento poco su del questo tuo libro, libro. sì. È Perché è sempre un bel presentare. è sempre un bel presentare. Questo libro è una dedizione d'amore della cucina del nostro amico Armando. È il 12° libro. Ricordatevi però, noi stiamo facendo pubblicità al 12° libro, ma ci sono tutti gli altri che sono delle opere d'arte, e perciò dovete andarli a cercare nelle librerie. Chiedete i libri di Armando Zanotto, fatene collezione, che alla fine, se dimostrate di aver fatto la collezione dei libri di Armando Zanotto vi regala il prossimo, vero? Chi Anche? avrà la collezione di Sì, questi, sì. il prossimo sarà regalato da Sì, Armando può essere Zanotto. un'idea fantastica. Certo che è un'idea Come fantastica, no? l'abbiamo tirata fuori come noi costruiamo le nostre trasmissioni da idee fantastiche appena venute, giusto? Giusto. Allora, cosa dici se io ti faccio parlare un po', perché sennò poi qui dicono che sono solo io a parlare. Abbiamo parlato e abbiamo raccontato e abbiamo detto quelle che sono le 10 regole intelligenti per realizzare la cultura in cucina. Adesso andiamo invece ad elencare quali sono, una parte naturalmente, delle 10 regole severe da rispettare per il ristorante. E allora, e tu sarai buon maestro in questo, così oltre che a raccontare la cultura della cucina, la bontà dei cibi, la bontà delle tue ricette, andiamo a dare anche delle piccole regole. Volete avere successo immediato di un ristorante? Dovete assicurarvi che i camerieri di sala siano formati e rispettino severamente e applichino queste 10 regole. È così, e così pure per la cucina, che è importantissimo. Molto importante. Quella severa scuola che io, Ave e il mio staff di cucina applichiamo ogni giorno. Così sì, in breve tempo il ristorante sarà all'altezza. La prima regola: l'abbigliamento uguale per tutti, sempre impeccabile, pure le scarpe uguali, e la vera divisa del cameriere è quell'ospitalità che è nel suo sorriso. A te, Armando. E questo è importante perché questo comportamento così ti fa decolare subito un locale, che esso sia bar, ristorante, è assai, ma assai importante proprio di trasmettere questi messaggi, di essere, coccolati da questa accoglienza, mi capisci? Allora, cosa ti fa? Già entri su un locale che ti dà subito un'atmosfera felice, no? È contornato da sorrisi da chi ti accompagna. Sono queste cose che devono essere sempre misurati sì, ed eleganti. esatto, e anche contenute in un modo... E lo stesso rispetto per tutti quelli che entrano. Certo. Ecco, questi sono degli inizi di queste regole che sono molto, ma molto importanti. Ed il calore che deve dare chi gestisce un locale deve partire con queste caratteristiche. È importantissimo. La seconda regola:
capelli in perfetto ordine ogni giorno e mai adoperare le mani per ricomporli, bruttissima cosa, osservare la pulizia personale nei movimenti e nel linguaggio. Certo, questo, Quando vedi uno che sì, si fa... si fa così, oppure ti togli l'olio sotto le ascelle e sei uno esiste. sudato, Sì, poverino, sì. e poi ti Sì, dà la mano magari. sono delle severe regole queste qui, Sì, perché sì. Noi ci scherziamo anche, ma no, no, quando vedi comportamenti diversi da quelle che sono le semplici sì, sì. righe che tu scrivi, Certo, diciamo certo. la terza regola, e poi ci fermiamo, le mani, le unghie non lunghe ma ben preparate, Sì, cioè non tagliate a zero, non lunghe ma ben tenute, sì. ben preparate. È importantissimo perché la mano arriva sempre ad essere vista dal Sì. cliente, perciò anche con un po' di smalto. Qua mi fermo, no i camerieri, No, le no. cameriere. Beh, adesso sai, non mi dire. No, Bruno, difatti lo dici, se sei donna, non troppo acceso. Sì. Anche un po' di smalto Sì. se sei donna. Non anche ho un po'. aggiunto, Bruno, hai fatto un'osservazione adesso. Non ho aggiunto, ma adesso te puoi aggiungere finché te vuoi. Perché? Perché anche i maschi, adesso tu ti truccai, gli si trucca, gli si prepara le unghie, guarda anche a certi cantanti, noi parliamo, noi parliamo di tutta la coreografia che ha per i bracci. E qua entriamo in un altro tipo di argomento, Ecco con qui. tutto rispetto. Ma con tutto rispetto, Per noi non vogliamo carità. sindacare su queste cose perché No. noi Cucina. siamo all'antica e ci conserviamo Per come tali. carità, per carità, noi ci conserviamo tali, rispettiamo tutto quello che è, Certo. però Sì. Perfetto. capito mi hai? Bene, riceveremo anche Sì. delle critiche. Ma per quello sì, ma che la abbiamo detto. critica, Ma no, caro Bruno, la critica è noi siamo costruttiva. costruttiva, noi siamo rispettosi di tutti. Venite tutti, maschi, femmine, non maschi, venite a trovare Armando. Vi Che accettiamo. trovate la semplicità, trovate la cortesia, trovate l'ilarità, trovate la professionalità. Devo andare avanti ancora? No, dobbiamo salutare i nostri. E allora salutiamo i nostri amici, Certo. sentiamo cosa hanno da dirci. I sedimenti antichi della terra che dal fondo delle sue colline emergono. Il passaggio delle stagioni, le nostre piccole e grandi fatiche. È qui che il tempo svela i suoi frutti. Ogni cosa finisce qui ed è qui che ogni cosa comincia. Armando, il simbolo che c'è sotto quel calice con gli asparagi bianchi è Decimadolmo. Decimadolmo, sempre le tre panoce. Raccontaci questa Allora, anche ricetta. oggi, miei cari amiche e amici, anche oggi c'è una ricetta, diciamo, non spericolata, una ricetta semplice, anche oggi, e siccome che stiamo chiudendo con questo piatto, ultima ricetta qui, con gli asparagi, che poi passeremo a tante altre tipologie di ricette, ho voluto farvi questa ricetta con dei straccetti di pollo ricavati dal petto. Calcola che per 4 persone ci vuole un 500 grammi di petto di pollo, li tagliato a modo di straccetto ed cosa fate? Li adagiate in una padella calda con un goccio d'olio. Vedete che il burro non lo metto, non è per non metterlo
che dà più gusto, eccetera, però con l'olio, se non va ad alte temperature, è piacevolissimo, è digeribile, non è che ti viene su. Quindi adagiate in questa padella antiaderente con un po' d'olio, questi filini di pollo, straccetti come che vuoi chiamarli, e li arrosolate ambo le parti in pochi minuti. Come si sono arrosolati, mettete gli asparagi tagliati nel senso della lunghezza, e qui ci vuole un 100 grammi di asparagi tagliati nel senso della lunghezza, non troppo lunghi, e li aggiungete a questi straccetti di pollo, che ovviamente li fate saltare in padella per 3-4 minuti solo, che quando mangiate il straccetto di pollo c'è il piacevole riscontro degli asparagi che sono croccanti, piacevoli, che fanno un contrasto felice. E quindi, che dire, non si anafia con niente, che alla fine un altro gocetto di olio e si serve semplicemente così. Semplici, piatto da un sapore piacevole dell'amaro dell'asparago e della carne bianca, e quindi sono piatti che si possono realizzare in mezz'ora hai fatto il piatto neanche. E questo, lo vedi, è il potere della cucina. Ecco. Questo, qui comando io, come si usa dire. Cioè, qui chi è che comanda? Comanda Armando con le sue ricette straordinarie, e voi che ci state vedendo, ci state ascoltando, che ci portate sempre dell'allegria, perché certo, ci chiedete certo. per telefono di parlarvi certo. di ricette, noi vi parliamo ogni settimana E di ricette diverse. Quindi che resta, Ricche Bruno? di amore. Di amore, beh, Basta. questo è sempre l'amore. E adesso li salutiamo Sì, perché perché è sabato. non vediamo domani- l'ora che arrivi l'altro sabato Sì, per farne per fare- un'altra. Quindi Ciao, arrivederci. Ciao a tutti, buona Ciao. domenica. I sedimenti antichi della terra che dal fondo delle sue colline emergono. Il passaggio delle stagioni, le nostre piccole e grandi fatiche. È qui che il tempo svela i suoi frutti. Ogni cosa finisce qui, ed è qui che ogni cosa comincia.